La festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo ha lasciato le mura della Casa della Gioventù per aprirsi a tutta la città e coinvolgere il maggior numero di giovani possibile. Gonfiabili, un calcetto per 22 giocatori, musica e animazione. In tantissimi hanno animato il lungomare divertendosi insieme ai catechisti e agli animatori della parrocchia. La novità grande è il desiderio di uscire, di aprire le porte, di non stare dentro alla Casa della Gioventù, per quanto sia un luogo familiare, bello per tutta la città, ma forse è troppo ristretto. Allora abbiamo detto perché non fare questa festa, che nella sua seconda edizione, non farla nella città e per la città, e quindi, come dice Papa Francesco, aprire le porte, una chiesa dalle porte aperte. E allora, anche grazie alla grande collaborazione del comune, dell'amministrazione, siamo riusciti a fare questo evento, che naturalmente è anche grazie allo spazio più grande e comunque anche in sintonia con quello che è la nostra vocazione, quindi alla dimensione sociale, educativa e ricreativa dei giovani e dei fanciulli. Quanto è stato importante secondo te il fatto di aprire le porte della parrocchia e portare comunque quello che è un ambito parrocchiale proprio al centro città, a tutte le persone? Per me la parrocchia è un punto di riferimento, quindi aprire le porte a tutti, magari perché tutti non vedono che sono inclusi, far rientrare secondo me è una cosa molto, molto bella, perché fa magari conoscere delle persone, fa fare amicizie e direi che è bello. Perché è importante questo evento? Allora, secondo me per stare con i bambini e poi per conoscere di più la gente che si è intorno. Qual è la cosa più importante da tenere a mente per stare insieme ai ragazzi? Allora, soprattutto il rispetto reciproco e il fatto che sono bambini e non adulti, e quindi farli giocare, farli divertire, quindi fargli conoscere Gesù nel gioco.